Senza soldi, senza lavoro, senza una rendita che gli permette di mangiare e sostenersi, ha deciso di mettere a disposizione la sua casa per i profughi, per dare loro ospitalità, certo, ma soprattutto per darsi una opportunità economica, ci dice l'interessato, Pierluigi Crozzolin, 45 anni, di Cison di Valmarino. Da marzo del 2014 io sono disoccupato, cioè sono iscritto in 10 agenzie interinali, 10 agenzie, 8-10, in tutta la provincia di Treviso. E ce ne fosse una che ha chiamato tutti interessati, ma poi dicono sì, mi dica, ti spogliano come un calzino e poi nessuno ti chiama. Ex partita IVA per quasi 5 anni, Pierluigi ha fatto il rappresentante. Io vendevo articoli di ferramenta, abrasivi, queste cose qui, insomma, ecco, con una di quelle ditte, diciamo così, tedesche, insomma, sistema commerciale moderno. Poi, da aprile 2014, il tracollo, con nel frattempo i debiti con l'INPS da pagare, 54 rate per 100 euro al mese. Non avendo lavoro, se ci fosse l'opportunità di avere un'entrata da questa cosa con i fondi europei, sarebbe un bene, insomma, ecco, anche perché so che ci sono i fondi europei e che c'è il problema dei profughi. Pierluigi, per dare corso al suo progetto a inizio mese, ha scritto questa mail alla prefettura di Treviso, che nel frattempo gli ha risposto, informandola che la richiesta è stata inoltrata a una delle cooperative incaricate dell'accoglienza migranti. Ho parlato con una responsabile e voleva sapere appunto com'era articolato l'appartamento, che caratteristiche aveva, metratura, queste cose qua. Quando mi hanno detto che sono in gestione alle cooperative, ho detto a questo punto, se vi do le chiavi di casa ce ne stanno anche 4, arrangiate voi, perché come metratura ci stanno 4 persone. Peccato che ad oggi nessuno, né dalla prefettura né dalle cooperative, lo abbia ancora chiamato. Non ho ancora sentito nessuno, insomma, ecco, ho avuto una chiamata il 7 di marzo per ribadire questa cosa della mail che veniva girata appunto alle cooperative e poi più niente, nel vuoto.